Amici di Fanner, buona domenica dallo Stadio Comunale Maurizio Melli. Si affrontano per la 26esima giornata di seconda categoria due formazioni che si trovano ai poli opposti della graduatoria. In maglia arancione il W3 Roma Team ospita il Real Calcio Eur in divisa nera. Le due formazioni si scambiano il saluto. Attaccherà da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi in maglia arancio il W3 Roma Team, che si schiera con Gerardi tra i pali, Moroni, Pisa, Figura, Capitan Cervelli con il numero 6 De Paulis, poi Ciorciolini, Monti, Tonni, Sigillino e Baldassarre a comporre il trio d'attacco, mentre il Real Calcio Euro con Fiumara tra i pali, Giorgi, Caputo Vasta, Mancini, Codignoni, Masi, Di Geronimo, capitano degli ospiti, Epifani, Del Sole e De Carolis. 26esima giornata, W3 Roma Team si trova in terza posizione, mentre gli ospiti occupano la penultima posizione della graduatoria. Primo pallone giocato per i padroni di casa con Figura che va subito al lancio lungo. Con le mani si accartoccia sul pallone Fiumare, la fa sua, subito pericoloso in avanti il W3 Roma Team. Si schiera con Baldassarre a sinistra, con il numero 9 Tonni a fare il ruolo di prima punta, mentre sulla corsia di destra con il numero 8 Monti chiude il trio d'attacco. Figura in cabina di regia, ai suoi lati Ciorciolini e Sigillino. Eccolo proprio Sigillino che prova a girarsi al centro del campo, spazza via la difesa degli ospiti, raccoglie il pallone Moroni, alza la parabola, deve allontanare di testa. Monti prova a mettere giù la sfera con il destro, serve ancora Moroni. Sigillino prova a girarsi, ancora Moroni. Salta un avversario, alza la testa, mette il pallone al centro con la testa, subito pericoloso il W3 Roma Team. Era arrivato Monti in agguato. Fiumara con le mani nella zona di Figura che mette giù la palla con il petto. Ancora Moroni sulla corsia di destra. Scambiano bene i ragazzi con la maglia arancione. Passaggio filtrante che passa di Sigillino in area di rigore, si gira, mette il pallone al centro con il sinistro, ribattuto. Ancora Tonni ha provato a impensierire la retroguardia avversaria, poi Ciorciolini, Figura, scodella il pallone al centro, ancora in direzione di Tonni. Questa volta esce Fiumara in presa sicura. Ciorciolini recupera il pallone. Sigillino alza la testa a cercare ancora il numero 7 che viene questa volta anticipato. Poi Monti va in pressione, scorre il pallone, Capitan Cervelli interviene perfettamente in anticipo. Prova a uscire dal pressing il Real Calcio Eur, poi Sigillino allarga benissimo sulla sinistra per Baldassarre, entra in area di rigore e conquista il primo corner dell'incontro. Sta spingendo molto in questi primi 5 minuti di gara il W3 Roma Team. Adesso Baldassarre prova la conclusione, debole con il destro. Figura Fiumara può solo guardare il pallone uscire alla sua destra.
non pericoloso il tiro di Baldassarre, che oggi copre il ruolo di esterno sinistro nel tridente d'attacco. De Carolis prova a farsi vedere in fase offensiva anche il Real Calcio Eur. Sigillino figura giù con il petto e lancio sulla destra, può mettere giù la sfera Monti, prova la conclusione con il destro, da dimenticare. Comunque ottima partenza del W3 Roma Team. Ha provato in questo caso la conclusione di destro di prima intenzione Monti, il pallone si è perso notevolmente sul fondo. Ancora Fiumara alla rimessa con le mani. Praticamente in questi 6 minuti di gara si è giocato solo nella metà campo del Real Calcio Eur. Fiumara lungo a cercare le torri, il pallone sfila, si gira Epifani, ancora il numero 9 sul pallone pressato da Sigillino, prova a girarsi, conquista la rimessa laterale, ha superato in questo momento la metà campo avversaria, il Real Calcio Eur, che prova a spingere con Basta sull'out di destra, pressato da Baldassarre e Sigillino, riesce a liberarsi di entrambi gli avversari sulla corsia di destra, poi alza la testa, serve sulla sua corsia, ancora Epifani. Rimessa laterale sempre sulla corsia di destra, insiste il Real Calcio Eur che si affaccia nella metà campo avversaria. Fuori la sfera, prova a girarla Di Geronimo. Caputo. Cost to cost sulla corsia di destra, salta un avversario, viene atterrato e sarà dunque calcio di punizione. Siamo nei pressi del lato corto dell'area di rigore. Due uomini in barriera per Gerardi. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Pallone scodellato al centro, Baldassarre con la testa manda ancora il pallone in rimessa laterale. Andato alla battuta del Sole, che adesso si incarica anche della rimessa con le mani, anzi la lascia al numero 3 Caputo, terzino destro degli ospiti, che va con le mani proprio a cercare ancora Di Geronimo, capitano della squadra ospite. Si rimane ancora negli ultimi 10 metri. Mentre il direttore di gara interrompe momentaneamente il gioco, ha qualche problema Capitan Cervelli, che dà l'ok al direttore di gara, si può riprendere. Sempre con il Real Calcio Eur in possesso della sfera sull'out di destra. Il pallone passa centralmente, poi Cervelli allontana con l'esterno del piede, servendo sulla corsa bene Baldassarre, che non riesce però a tenere vivo il pallone. Dopo aver iniziato alla grande per i primi 6 minuti di gara la formazione di casa, adesso si rimane sulla corsia di destra. Adesso Sigillino recupera il pallone, Baldassarre viene incontro, spalle alla porta, raddoppiato, si deve girare, il direttore di gara fa proseguire il gioco. Il pallone è tra i piedi di De Carolis, che ha spazio, può provare la conclusione con il destro, facile per Gerardi. Muroni. Giorciolini, centralmente in cabina di regia per il solito figura che alza la testa, invita la corsa a Monti, che raggiunge la sfera, mette il pallone al centro e conquista il secondo corner dell'incontro. Battuto corto, figura,
Prova il dribbling in area di rigore, prova il sinistro a giro che si spegne non di molto sopra la traversa. Undicesimo minuto di gara, risultato ancora fermo sullo 0-0 qui al campo Maurizio Melli. Sicuramente più propositiva la squadra in maglia arancio. Muroni, centrale, riceve la sfera, Ciorciolini. Ancora Muroni sull'out di destra. Taglio in verticale di Tonni. Con qualche problema alla retroguardia, deve scaraventare via il pallone. Intervento a gamba tesa fischiato dal direttore di gara ai danni dell'estremo difensore Fiumara. Era intervenuto in maniera scomposta Baldassarre. Il direttore di gara ferma momentaneamente il gioco, ha qualche problema al piede destro Fiumara dopo l'intervento, lo scontro con Baldassarre. Adesso si può riprendere. Solito pressing del W3 Roma Team. Ciorciolini, Cervelli, ancora Cervelli, centrale per Ciorciolini, non vede compagni liberi Ciorciolini, poi va in diagonale per Tonni che scarica per Figura. Viene incontro Sigillino tra le linee a prendersi il pallone, scarica ancora per Capitan Cervelli, che a sua volta dà la sfera De Paulis. Figura, solito lancio di Figura, preciso per il terzino destro che mette il pallone al centro. C'era Tonni in agguato, poi arriva Monti con il destro in diagonale. Il pallone sfila al lato, pericoloso ancora il W3 Roma Team. Difesa a 4 per il W3 Roma Team dopo l'espulsione ricevuta nell'ultimo turno, perso per 3-0 con il Giovanni Castello. La formazione odierna vede Muroni largo a destra, terzino. La coppia centrale è composta da De Paulis e Cervelli, mentre sulla sinistra si muove Pisa, che ha messo adesso il traversone in area di rigore, non finalizzato però. Si è fatta comunque vedere ancora la formazione di casa con Sigillino che adesso ha provato a scodellare il pallone, non è passato. De Paulis pressato, ricomincia tutto da Gerardi. Muroni detta il passaggio all'estremo difensore, riceve puntuale la sfera. Viene incontro Monti che poi scatta in profondità, il pallone è interamente uscito dal terreno di gara, si riprenderà quindi con la rimessa laterale in favore degli ospiti. Rimessa lunga con le mani, Ciorciolini, Figura, sbaglia questa volta uno dei rari errori del numero 4 che regala il pallone al suo collega con la stessa maglia. Basta che allarga sull'out di destra, poi De Paulis deve intervenire in chiusura. Andrà ancora Caputo alla rimessa con le mani, viene incontro di Geronimo, poi viene atterrato con una spinta da dietro Pisa, conquista il calcio di punizione a suo favore. De Paulis sistema il pallone.
lancio lungo nella zona di Baldassarre che fa sportellate con Caputo. Alla meglio il giocatore con la maglia nera, conquista ancora l'out. Baldassarre prova ad aprire sulla corsia di destra. Sigillino con la testa, serve Tonni, si porta il pallone sul mancino, serve Baldassarre, ingresso in area di rigore di Baldassarre, spara addosso a Fiumara. Cartellino rosso per blasfemia per Baldassarre al 16° minuto di gara. Rimane con un uomo in meno il W3 Roma Team, che anche la domenica scorsa aveva chiuso l'incontro in 10 uomini. Partita dunque che sul piano di gioco era, tra virgolette, dominata dai padroni di casa. Adesso diventa in salita, rimane in 10 e dovrà giocare per 70 minuti più eventuale recupero con un uomo in meno, il W3 Roma Team. Mentre rimane a terra ancora Fiumara. W3 Roma Team che si trova terza a 49 punti, a 53 il Nuova Santa Marinella e primo il Time Sport con 54 punti in classifica. Esce sconsolato dal campo Baldassarre. Si può riprendere dopo lo stop per l'infortunio di Fiumara, che prima è intervenuto strepitosamente sul calcio con il destro di Baldassarre, poi successivamente espulso, quindi si passa a 2 punte. Tonni e Monti. Figura, lancio lungo proprio della direzione di Tonni, la sfera resta lì per Ciorciolini che se la porta sul sinistro con la suola, allarga per Pisa. Ancora Pisa in verticale a cercare il taglio di Ciorciolini che arriva puntuale, in mezzo chiama la sfera Monti. Ciorciolini va all'1 contro 1, guadagna il fondo, ingresso in area di rigore, il pallone è uscito per il direttore di gara, quindi sarà rimessa dal fondo. Fiumara non può andare al rinvio, forse ha qualche problema al piede destro, quindi consegna l'incarico al suo difensore centrale, ovvero Giorgi. Sigillino si gira, pressato, allarga dall'altra parte per Muroni in difficoltà, scarica con la testa molto bene a Gerardi. De Paulis. Taglio di Monti, il pallone sfila ancora per Fiumara che si accartoccia sul pallone. Giorgi sulla sfera. È un 4-3-2 quello del W3 Roma Team dopo l'espulsione di Baldassarre che componeva il tridente offensivo. Adesso solo Monti e Tonni in avanti, mentre Pisa conquista la rimessa laterale. Incontro viene appunto Monti che gira con il petto per Sigillino, capisce tutto di Geronimo, ancora di Geronimo, allarga sull'out di destra, taglio centrale, Gerardi con le mani, c'era posizione di offside, comunque si può riprendere quindi dal calcio di punizione. Affretta i tempi del rinvio Gerardi, figura, poi Pisa.
Scoccato in questo preciso istante il 20° minuto di gara, ma negli ultimi 4 minuti non si è praticamente giocato. Cervelli con il piatto a servire Ciorciolini, se ne va sull'out di destra il numero 7, prova a cercare il traversone, viene chiuso, quindi tentenna, poi salta al diretto avversario, mette il cross teso con il destro adesso, che capita sui piedi di Figura, prova la conclusione Figura e trova un gran gol con il sinistro, giù di petto, sinistro al volo, 1-0 W3 Roma Team, con un uomo in meno. Vantaggio degli ospiti, in un uomo in meno riescono lo stesso a trovare il gol del vantaggio con il numero 4, 1-0 quindi al 21° minuto del primo tempo. De Paulis, Pisa, Figura, Sigillino, vantaggio meritato quello della W3 Roma Team. Muroni ancora per l'autore del gol centralmente, alza la sfera nella zona di Tonni, questa volta non può giungere sul pallone, centralmente se ne va Basta molto bene, poi allarga sulla sinistra, ha spazio per correre Caputo. Epifani perde la sfera, attaccato nuovamente da Sigillino, prova ad andarsene Monti sulla corsia di sinistra, brucia un avversario, brucia un secondo avversario, ingresso in area di rigore con il mancino, con i piedi Fiumara. Seconda occasione importante, a parte il gol del vantaggio per i ragazzi in maglia arancione. Prima con Baldassarre, adesso con Monti, e in entrambi i casi due autentici interventi di Fiumara che hanno impedito in questo caso di raddoppiare per il W3 proprio con l'esterno sinistro Monti. Pisa non si nota in questi primi 4 minuti dall'espulsione di Baldassarre l'inferiorità numerica. Muroni alza la testa, serve Ciorciolini sulla corsa, Ciorciolini stop di destro, poi va ancora a puntare l'avversario, questa volta è chiuso da Mancini in corner. L'autore del gol Figura sulla battuta del corner, messo al centro, stacco di testa, ancora Fiumara, resta lì la sfera e poi prova la girata De Paulis, ha dato soltanto l'effetto del gol il sinistro di De Paulis. Sempre W3 1, Real Calcio Eur 0. Mancini. Sta soffrendo molto la formazione ospite, anche essendo in superiorità numerica non riesce a creare occasioni in mezzo al campo. Ottimo il pressing del W3 anche con l'espulsione di Baldassarre. Tonni giù di petto per Sigillino, sulla destra sale Ciorciolini, invoca il pallone, invece Sigillino viene toccato, stava rientrando verso la propria difesa, sarà calcio di punizione conquistato dal numero 10. Può riprendere il gioco dopo che Figura ha sistemato il pallone qualche metro più indietro. Cervelli alza la testa, centrale per Tonni, se ne va con il piede destro, allarga per Muroni,
Cross di Muroni, centrale, non passa la sfera. Fuori per Sigillino, qualche difetto nel controllo. Può ripartire la squadra in svantaggio. Vasta. Prova ad abbassare i ritmi di gara il Real. Sulla sinistra Giorgi. Viene incontro Vasta a prendersi il pallone. Pressato da Tonni, deve ricominciare tutto quanto da Codignoni, che allarga a sua volta sulla destra. Vasta. Scodella la sfera, chiusura di Pisa. Tonni, Ciorciolini, forse uno dei migliori in campo in questi primi 26 minuti di gara. Sale Muroni, passa il pallone, ha spazio il numero 2, prova il cross al centro, si distende Fiumara, non tocca la sfera. Ottimo traversone quello dell'esterno destro di difesa, non ha trovato nessun compagno al centro. Il pallone è sfilato nei pressi della corsia di sinistra, proprio nella posizione occupata in precedenza da Baldassarre. Basta. Ancora Vasta, non trova spazi, deve ricominciare tutto da dietro. Giorgi sull'out di sinistra. Alza la testa, prova a cambiare gioco, lo fa molto bene. Poi il controllo difettoso del compagno. Masi. Vasta. A cercare le torri, esce con le mani Gerardi. De Paulis. Figura. Dopo il tocco di Pisa, a spazio Figura. Non aumenta il pressing il Real Calcio Euro, che aspetta con tutti gli obiettivi nella propria metà campo. Lancio in profondità nella zona di Monti, che è partito però in posizione di offside. Si riprende quindi dal calcio di punizione battuto rapidamente da Giorgi. Alza la testa del Sole, prova a servire in avanti Epifani. Il pallone sfila facile ancora una volta per Gerardi, che non ha dovuto intervenire in questi primi 28 primi di gara. Pisa, De Paulis, Sigillino, scambiano bene sulla corsia di sinistra i ragazzi in maglia arancio, con Pisa che adesso è in possesso della sfera, prova l'1 contro 1 con Masi, poi ricomincia da Sigillino, centralmente per Figura. Sigillino, De Paulis, si riparte da Gerardi. Cervelli fa sfilare il pallone, alza la testa e serve sulla corsa Ciorciolini. Vediamo se riesce a tenere vivo il pallone. Sì, poi spazza via la difesa, il pallone non passa, viene toccato Vasta, cade per terra, forse un po' troppo facilmente. Comunque il direttore di gara assegna il fallo al Real Calcio Euro. Di Geronimo, Caputo, a fretta del Sole, poi il pallone viene recapitato ancora a Caputo, 1 contro 1 contro De Paulis, si deve girare, scodella il pallone al centro, Gerardi con qualche difficoltà finisce addosso al proprio capitano, comunque il pallone è saldo tra le sue mani. Sigillino, Figura, scodella sulla destra, Muroni prova ad andarsene sulla corsia di destra, il pallone si perde in out, Giorgi con le mani. Poi il direttore di gara interrompe un attimo
la gara. Di Geronimo, capitano degli ospiti, prova a allargare sulla destra nella zona soltanto di Pisa, che mette giù, serve ancora Sigillino, sbagliato ancora lo stop da parte del numero 10. Epifani prova a far scorrere il pallone che non passa, raccolto da Masi. Basta, non trova spazi il Real Calcio Euro, deve allargare sulla sinistra, sta facendo girare poco il pallone la squadra ospite, che ricordiamo è in superiorità numerica. Adesso prova ad attaccare sulla corsia di sinistra, ingresso in area, tiro con il destro di De Carolis, la prima occasione per gli ospiti, arriva al 31esimo minuto di gara. Cervelli, centralmente Ciorciolini. Cervelli, pressato dietro ancora da Ciorciolini che deve liberarsi di fretta della sfera. Monti chiede l'intervento del direttore di gara che lascia scorrere, non c'è stato nessun intervento con la mano di Mancini, si può proseguire con Figura che dà la sfera a Sigillino. Pisa, Tonni in mezzo al campo, Tonni prova a allargare ancora per Pisa, intercettata la sfera da Codignoni. Di Geronimo, ennesimo lancio a cercare il taglio di Caputo, il pallone si perde dietro la panchina del W3. Ciorciolini, pressato, addirittura triplicato, finisce giù, fa proseguire ancora una volta il direttore di gara. Figura, Pisa si gioca in spazi strettissimi, riesce a uscire, palla al piede Epifani, cade a terra, ha commesso fallo in attacco, quindi si può ricominciare con Cervelli, quindi Figura, Pisa, ancora l'autore del gol. Gran sinistro del numero 4 che dopo aver messo giù la sfera con il petto ha alzato una parabola che ha ingannato Fiumara. Finora il migliore in campo, ha salvato in 2 occasioni suoi, prima sul destro di Baldassarre e poi sul sinistro di Monti. Figura, pressato da Vasta, deve girarsi, non scarica il pallone, lo fa adesso per De Paulis. Monti viene incontro, addomestica il pallone, allarga per Ciorciolini, finta il traversone Ciorciolini, poi ha qualche problema a disinteressarsi del pallone, lo scarica per Muroni sull'out di destra e può puntare l'avversario. Va centralmente ancora da Monti, questa volta ha toccato duro da Del Sole, finisce giù, calcio di punizione, battuto frettolosamente da Sigillino. Prova a girarsi ancora Ciorciolini, perde il contatto con il pallone, può ripartire il calcio Eur. Taglio in verticale, era comunque in posizione di fuorigioco Epifani. Ciorciolini, ancora lancio nella zona di Monti, chiude Giorgi, alza il pallone per Masi. Caputo, invoca la sfera di Geronimo centralmente. Caputo, pallone che non passa, chiuso ancora da Capitan Cervelli. Tonni, Sigillino, Ciorciolini, Cervelli, sbaglia l'appoggio Capitan Cervelli, può allargare Di Geronimo sulla destra, arriva Caputo, prova la conclusione con il destro, rimpallata dalla schiena di De Paulis, sarà dunque rimessa laterale nei pressi della panchina del W3.
10 minuti al termine di questo primo tempo, risultato fermo ancora sull'1-0 qui allo stadio comunale Maurizio Melli. Decide la rete di Figura, sfila la sfera, siamo nei pressi del limite dell'area di rigore, messo giù, il direttore di gara fa proseguire, non c'è alcun fallo, poi Ciorciolini, sigillino, lancio per Monti che può correre sulla corsia di sinistra, Tonni in mezzo, Monti accarezza il pallone, se lo porta sul destro, ancora Monti, conclusione, poi con il piattone non c'entra lo specchio della porta Tonni, ancora vicina al gol del raddoppio la W3 Roma Team. Basta, sigillino con la punta del piede, serve De Paulis, poi sulla sinistra Pisa, centrale chiama il pallone Figura, Pisa preferisce andare da De Paulis che dà la sfera a Cervelli, Ciorciolini, scusate, Tonni attaccato, perde il contatto con il pallone, lo raggiunge De Carolis, se ne va in mezzo a due De Carolis, arriva Figura e pone fine alla percussione del numero 11, poi Figura allarga ancora sulla sinistra per Monti, direttore di gara vede una posizione di fuorigioco e viene anche ammonito Monti, il primo ammonito del match. Smettiamola ora, ma por serio, se gliela fai. Ancora, Michele, ancora. Giorgi, cambio di gioco sull'out di destra per Caputo, Del Sole, a spazio Del Sole, prova la conclusione dalla lontanissima, nessun problema per Gerardi, il pallone si è perso alla sua sinistra di circa 6 metri. Cervelli, Figura in cabina di regia per Sigillino, scarica dietro su De Paulis, Figura viene ancora a prendersi il pallone in mezzo al campo, pressato da Vasta, scarica la sfera indietro ancora per De Paulis che va a lancio lungo, viene toccato duro Giorgi, il direttore di gara assegna il fallo agli ospiti per gamba tesa di Muroni. Giorgi, mette molto bene giù la sfera Caputo, che poi se ne va con il sinistro, libera il mancino, facile per Gerardi. Pisa, cercare ancora tra le linee Tonni, il pallone non sfila, poi Di Geronimo sulla destra allarga per il solito Caputo, cercato spesso e volentieri dai compagni, ottima chiusura però di De Paulis che va direttamente al lancio lungo, Monti prova a portarsi in avanti la sfera con il destro, è stato fermato, ha colpito di mano Mancini. Anzi no, il direttore di gara assegna il fallo per gamba tesa, quindi possesso che rimane ancora
tra le fila del Real Calcio Eur. Cervelli con la testa, mette giù poi con il destro. In mezzo al campo Ciorciolini prova ad andarsene, in mezzo a due viene toccato, fa proseguire il direttore di gara, ancora Ciorciolini con la suola, prova a servire in velocità Tonni, viene fermato il passaggio, Ciorciolini, ancora lui, c'è spazio Monti sulla sinistra, eccolo che viene servito. Monti toccato duro dall'intervento di Geronimo, intervento scomposto del capitano del Real Calcio Eur. Battuta velocemente la punizione, Figura si porta il pallone ancora sul mancino, poi rientra sul destro, serve centralmente Tonni che viene ancora raddoppiato e anticipato. Ha spazio quindi in contropiede il Real Calcio Eur con Epifani, punta il diretto avversario, Epifani si porta la sfera sul destro, conclusione deviata, rimane comunque in possesso di Geronimo, poi Caputo mette il pallone al centro ancora a servire Epifani. Squadra sbilanciata, Ciorciolini. Punta Del Sole, ancora Ciorciolini, toccato da dietro dall'intervento di Del Sole. Intervento comunque volontario, forse ci poteva essere anche un provvedimento disciplinare in questo momento. Ciorciolini. Tonni alza la parabola, mette giù elegantemente la sfera Ciorciolini. Figura con l'esterno, apre tutto molto bene ancora dalla parte di Pisa e mette giù la sfera, va al traversone in mezzo, il pallone non riesce a rientrare, si perde dietro la rete della porta di Fiumara che andrà al rinvio dal fondo. 180 secondi al termine, risultato ancora fermo sul 1-0 per il W3 Roma Team, decide la rete di Figura al 20° minuto di gara. Codignoni alza la testa Pisa, scusate, abbassa la testa Pisa, alza un po' troppo la gamba Caputo, sarà dunque fallo in favore di Pisa, battuto ancora con molta fretta dal W3 Roma Team. Figura Sigillino, non si è visto molto in questi primi 43 minuti di gara, il numero 10 che adesso apre ancora per Pisa. Sfera tra i piedi di Monti, ingresso in area di rigore di Monti, si allunga troppo il pallone e deve anche saltare l'intervento di Fiumara. ...44 sul cronometro, Caputo in possesso della sfera, recupera Sigillino, Pisa, ancora Sigillino. Pisa. Figura. Sigillino con il piatto. Ciorciolini, Figura, fa girare la sfera la squadra ancora di casa. Prova a girarsi Ciorciolini in mezzo a due. Scarica per Monti che si accentra, prova la botta con il destro, murata da Mancini. Sfera che rimane ancora in possesso della squadra di casa tra i piedi di Pisa, De Paulis. Non si fa sentire ancora l'inferiorità numerica. Cervelli. Figura. Sbaglia il passaggio Figura, poi inviene Tonni. Sigillino non riesce a prolungare. Masi. Lancio lungo ancora, però nella zona di Gerardi, che con le mani toglie il pallone dalla testa di Epifani. 15 secondi più recupero al termine. Figura va al lancio lungo verso Ciorciolini, esce Fiumara. Giorgi
Sovrapposizione di De Carolis, Giorgi porta sulla sfera, supera la mediana, poi Di Geronimo, cambio di gioco di Geronimo, Codignoni, ha spazio Codignoni adesso, allarga sulla destra, taglio ancora il solito Caputo in profondità, attaccato da Pisa, conquista il calcio d'angolo allo scadere del primo tempo, siamo nel recupero. Real Calcio Eur che sta sfruttando molto la velocità sugli esterni, prova il costante lancio lungo in direzione di Caputo che questa volta ha conquistato il corner. Salgono anche le torri, ovvero Codignoni e Mancini, entrambi sul secondo palo. Fuori si sistema De Carolis, sta arrivando anche Masi mentre Caputo resta al limite dell'area di rigore. Corner battuto dentro, Monti stacca di testa, poi De Paulis allontana la sfera e subisce anche il calcio di punizione. De Paulis verso l'autore del gol, figura che sta decidendo fino a questo momento l'incontro con un grandissimo gol 1-0 qui comunque al Maurizio Melli, mentre dovremmo essere entrati in zona recupero. Ciorciolini, Sigillino, riesce a liberarsi dalla pressione di Geronimo, poi Ciorciolini tentenna un po' troppo non servendo sulla destra Muroni. Comunque siamo dalla parte opposta del campo con Pisa, Sigillino, rientra ancora verso figura. Il direttore di gara fischia adesso la fine del primo tempo che si chiude sulla rete di 1-0 per il W3 Roma Team. Decide il gol di figura. Sta per avere inizio il secondo tempo, risultato ancora di 1-0 per il W3 Roma Team. Per gli ospiti è entrato con la maglia numero 18 Simeoni, è uscito con la maglia numero 3 Basta, Caputo, scusatemi. Il direttore di gara chiede l'ok a entrambi gli estremi difensori. Si può cominciare in questo preciso istante con il Real Calcio Euro in possesso della sfera. Real Calcio Euro che deve rientrare in partita essendo sotto per una rete a 0. Figura, l'autore del gol rinviene sul pallone, fa sua la sfera, viene toccato, sarà anche calcio di punizione. Viene restituita la sfera a De Paulis, poi figura, Ciorciolini, autore di un ottimo primo tempo. Sulla destra controlla male Muroni, poi però riesce a ritornare in tempo sulla sfera, poi alza il braccio, calcio di punizione e ammonizione per il terzino destro. Seconda ammonizione in casa W3 Roma Team. Del Sole sul punto di battuta, va con il destro in mezzo, sono salite tutte le torri, prova la girata con il sinistro e trova un Eurogol. Basta in mezza girata al volo con il mancino, riporta i suoi in partita, cambia il risultato al Maurizio Melli. W3 Roma Team 1, Real Calcio Eur 1, due bellissimi gol.
1-1 ha riportato la partita in parità, basta con un gol straordinario in rovesciata con il mancino. Non ha potuto nulla Gerardi. Sigillino, slalom in mezzo a 3 avversari, prova a lanciare Tonni, è intervenuto con la mano il difensore con la maglia numero 5 Mancini, ammonizione anche per lui. Che gol ha fatto? Dai, sta pure bene, io l'ho schiacciato. Calcio di punizione per il W3 Roma Team che ha subito pochi istanti fa il gol del pareggio. Si allontana Figura dal punto di battuta, andrà con il destro Lorenzo Sigillino, 3 uomini in barriera per Fiumara, si aspetta soltanto l'ok del direttore di gara. Sigillino parte con il destro a scendere, facile centrale per Fiumara. Simeoni, il neoentrato, fa scorrere il pallone, Pisa in chiusura, poi arriva anche Sigillino, riesce a girarsi Simeoni, conquista il calcio di punizione, Pisa scambia con De Paulis, poi Sigillino ricomincia indietro da Gerardi, Cervelli. Sulla destra sale Muroni, prova a servire in profondità Monti, che poi chiede al compagno di aspettare. Fiumara va al calcio lungo con i piedi, Figura stacca di testa, De Paulis mette giù con il petto, poi indietro da Cervelli. Con calma Cervelli aspetta il posizionamento dei compagni. Muroni, Sigillino. Figura viene a chiedere la sfera, che invece viene affidata a De Paulis. Lancio lungo. Simeoni calcia con il destro. Gerardi deve ripetere il rinvio dal fondo, battuta adesso la punizione, Cervelli. Sigillino viene incontro a prendere la sfera, ma è pressato da Vasta, che adesso si stacca e va in pressione anche su Cervelli. Ciorciolini fa scorrere il pallone, serve sulla destra Muroni, prova di prima intenzione a mettere il pallone al centro, allontanato tra i piedi di Figura. De Paulis non aspetta un secondo e serve sulla sinistra Pisa. Tonni fa sportellate, si appoggia a Figura. De Paulis fa girare bene il pallone la W3 Roma Team, anche essendo in inferiorità numerica riesce a gestire bene il possesso della palla. Adesso De Paulis, scusate, Cervelli allarga sulla destra per Muroni, che guadagna il fondo, va al cross al centro che stava per diventare assai pericoloso. Fiumara lascia scorrere il pallone, che è terminato oltre la linea di fondo. Masi, Simeoni, Del Sole, pressione di Monti, esce bene palla al piede, la formazione che ha trovato pochi minuti fa il gol del pari. Siamo all'8° minuto della seconda frazione, proprio Basta
che giostra il pallone, conquista il fallo laterale. Vasta che ha portato i suoi sull'1-1 a 3 minuti dall'avvio del secondo tempo di gara. Ha trovato un grandissimo gol il numero 4 con la maglia nera, Di Geronimo. Centralmente si gira Epifani, prova la conclusione col sinistro, si accartoccia sul pallone Gerardi, facile la parata ancora per l'estremo difensore, che a parte il gol, lo splendido gol del numero 4, non è stato mai chiamato a compiere parate difficili. Rimessa in zona d'attacco, Muroni, Ciorciolini, mette giù la sfera da dietro a Figura che allarga sulla sinistra nella zona di Pisa. Pressato da Simeoni, con la testa allontana la sfera che rimane ancora in possesso dei ragazzi con la maglia arancio che scambiano al limite dell'area di rigore. Tonni prova la conclusione con il destro che si perde non di molto alla destra di Fiumara. È andata al gol, vicino al gol del vantaggio la W3 Roma Team. Di Geronimo si lamenta con il direttore di gara per la mano in precedenza di Ciorciolini, non ravvisata dal direttore di gara, mano che a mio avviso era attaccata al corpo dell'avversario. Recupera il pallone Sigillino sulla corsia di sinistra, vince un rimpallo, non vince il secondo. C'è l'ammonizione però per Simeoni, ne è entrato con la maglia numero 18, ha commesso fallo ai danni di Lorenzo Sigillino. Figura con il sinistro a cercare il secondo palo, stacco di Tonni e miracolo di Fiumara. Era tutto fermo, ha commesso fallo il numero 9, attaccante del W3 Roma Team, Tonni, che poi è andato a cercare il pallone con la testa, va impattato bene il pallone. Fiumara comunque ha salvato ancora il risultato. Terzo intervento strepitoso dell'estremo difensore che, ricordiamo, ha salvato nel primo tempo in due circostanze i suoi, prima sul destro di Baldassarri e poi sul sinistro di Tonni. Adesso Ciorciolini per vie centrali. Si allarga sulla sinistra, Sigillino vicino a lui, riceve il pallone, si libera di due avversari con un numero, poi Simeoni, Del Sole, attaccato, ricomincia tutto da Masi. Basta, l'autore del gol alza il pallone, scavalca Sigillino, può salire Simeoni, pallone ancora in verticale a cercare Epifani. Tonni, Muroni, Figura. Invoca il pallone sulla sinistra Pisa, si va invece centralmente da Ciorciolini, poi Monti, punta l'avversario, entra in area di rigore Monti, traversone deviato, si tuffa Fiumara ma non tocca il pallone, c'è stata una deviazione in precedenza della difesa avversaria. Sigillino va ad incaricarsi della battuta del corner. Salgono anche i due difensori centrali, Cervelli e De Paolis, entrambi sul secondo palo, rimane Figura fuori al limite dell'area, il pallone scodellato al centro. Il direttore di gara ha visto un altro fallo in attacco, si può riprendere quindi con il possesso del pallone per gli ospiti.
quando sono trascorsi i primi 13 minuti di questa seconda frazione di gara. Seconda frazione di gara in cui gli ospiti hanno trovato subito la rete del pareggio con l'Eurogol di Vasta. De Paulis, Tonni prova a fare la sportellata Pisa con caparbietà, poi Masi gli rimpalla il pallone addosso, rimessa laterale con le mani di Geronimo. Figura, attaccato dietro da De Paulis. Sigillino, Cervelli, Vasta in pressing su Cervelli che allarga sulla destra per Muroni. Muroni va a cercare ancora Monti, ha corso moltissimo il numero 8 in questi primi 60 minuti di gara. Ciorciolini recupera la sfera, ancora Ciorciolini, salta un avversario, entra in area di rigore con i piedi, ancora Fiumara, il migliore dei suoi, salva il risultato nuovamente. Ancora corner, questa volta dalla bandierina della corsia opposta del campo, andrà Figura con il sinistro a uscire, salgono ancora le torri del W3. Figura questa volta sul primo palo, passa la sfera, raccolta da Tonni che con il mancino sfiora ancora il gol del vantaggio. Figura, Simeoni non riesce a controllare Figura, passaggio centrale sempre a cercare Epifani. Moroni, lancio ancora a cercare lo scatto di Monti che arriva. Giorgi deve con una zampata mettere il pallone in rimessa laterale, era ancora in agguato il numero 8. Cambio per il W3, è entrato con la maglia numero 18 Nicola Sigillino, è uscito con la maglia numero 2 Muroni. Tonni rinviene sulla sfera, difesa che sembra essersi messa a 3 con l'ingresso di Nicola Sigillino. Monti riceve e raccoglie il pallone sulla destra, fermato nuovamente da Giorgi, ottima prestazione del numero 2 con la maglia nera di Geronimo. Scodella la sfera nella parte di Epifani, toccato duro, Epifani finisce giù, si prosegue, Cervelli, pallone a cercare il neo entrato, esce Fiumara con le mani, comunque è rimasto a terra Epifani.
controllava la palla, la cartellina non c'era da regolamento, solo per questi arbitri. Mediocri. Quello non controlla la palla. No, l'ha presa. C'è sta il video vostro, ragazzi. Nel momento della spinta, la palla non è in gioco, cioè non è nella sua disponibilità. Però cioè, se tu la vedi fluente, è russo. Se poi fotogramma per fotogramma. Si può riprendere, Tonni restituisce sportivamente la sfera a Fiumara. Figura. Si scaldano gli animi. Vuole affrettare ovviamente i tempi di gioco, la formazione di casa. Non si chiude il triangolo, non riesce a giungere sulla sfera. Tonni. Entrato in campo un giocatore con la maglia numero 20 che si va a sistemare in attacco. Figura, lancio nella zona di Monti, in due tempi Fiumara con le mani. Centralmente Di Geronimo, allarga ancora, nuovamente sulla sinistra. Passaggio in verticale, chiusura provvidenziale di Sigellino, il pallone stava arrivando tra i piedi di Vasta che aveva tagliato tra le linee. Poi Monti, spinto da dietro, subisce il contatto, fallo. Lorenzo Sigellino, Pisa, pressato proprio dal neoentrato che non lo molla un secondo, va dietro da Gerardi. De Paulis. Ciorciolini si gira, si porta la sfera sul destro con il tacco, serve il suggerimento sulla sinistra di Pisa che rientra sul destro, Figura. Vai, dai, ancora vai. Pisa, spazio per correre sulla corsia di sinistra. Entra in area di rigore, atterrato il direttore di gara, assegna il calcio di rigore e anche ammonizione per il numero 7, Masi. Erano due, sembra rigore. Fatto così, cazzo, l'ho munito pure. Pensavo che aveva dato fuori. No, ho fatto subito innanzista. Ok, questo poi viene sul tappo sicuro. Monti contro Fiumara. Il direttore di gara dà l'ok, parte Monti con il destro, infila il pallone alle spalle di Fiumara. Gol del vantaggio per i padroni di casa al 22esimo minuto di gara. Ventitresimo minuto di gara, il W3 Roma Team si porta nuovamente in vantaggio con Monti che dagli 11 metri non ha fallito. Sigellino, pressato da due avversari, comincia nuovamente da Cervelli.
ancora Cervelli, pressato da Simeoni, vuole fare tutto da solo il numero 5 capitano, finisce giù, fischio da parte del direttore di gara e poi si avvicina alla panchina del Real Calcio Euro e va a richiamare calma. Figura. Pisa che si è conquistato il calcio di rigore con un'ottima percussione sull'out di sinistra, ha saltato 2 avversari, è stato atterrato nei pressi della linea all'interno dell'area di rigore. Adesso retropassaggio con qualche problema, Fiumara scaraventa il pallone fuori dal terreno di gara. Sigillino salta di testa, non riesce però ad impattare la sfera che finisce tra i piedi di Vasta. Del Sole, pressato da Figura, riesce a girarsi centralmente per Epifani, scusate, per Simeoni. Tonni con la testa, supera Masi, allarga per Monti, ancora però tra le braccia di Fiumara il traversone a tagliare la difesa in 2. Masi mette giù la sfera, pressato da Tonni. Basta, si gira, vince un rimpallo con Sigillino, poi allarga sull'out di sinistra. Giorgi salta un avversario, pallone per il neo entrato, prova a fare la sponda per Simeoni in chiusura. Cervelli però tra i piedi di Masi, ancora Cervelli, esce il capitano, palla al piede, raddoppiato, si ferma, sterzata e appoggia dietro per Sigillino. Ciorciolini, si gira Ciorciolini, ancora lui, ha spazio per provare il destro, lo prova adesso, il pallone termina al lato. Mentre entra in campo con il numero 15 Bergomi, abbandona il terreno di gara invece con la maglia numero 10 del Sole per gli ospiti. Quindi tutti e 3 i cambi effettuati per il Real Calcio Euro. Figura Monti, l'autore del gol del vantaggio, punta Giorgi, se ne va sulla corsia di destra, raddoppiato, tiene vivo il pallone con il tacco ma lo serve praticamente a Giorgi che può far ripartire i suoi. Di Geronimo, attaccato, perde la sfera, Sigillino, serve al numero 10 Sigillino, poi con il sinistro, occasione tra i piedi di Nicola Sigillino che impatta male la sfera, la colpisce praticamente con l'esterno sinistro e manda la sfera lontanissimo dalla porta di Fiumara. Di Geronimo, Masi, Basta, servizio per Simeoni che mette giù di petto, allarga sulla destra per il neo entrato, deve uscire e farla sua Gerardi. Ottimo intervento dell'estremo difensore Gerardi, è dovuto uscire sui piedi del neo entrato con la maglia numero 20 che ha preso il posto di Epifani. Pisa, centrale, Basta giù la sfera, pressato da Ciorciolini. Codignoli, ancora Vasta e ancora Ciorciolini, può ripartire
Dribbling, salta da 2 avversari, slalom di Ciorciolini che serve Monti sulla destra, prova a superare con un tunnel Mancini, si fa trovare pronto, non riesce quindi a passare il pallone, rimessa comunque laterale, rimane in zona d'attacco la squadra che conduce qui al Maurizio Melli per 2-1, si avvicina a prendere la sfera Sigillino, forse spinto da dietro, non è così per il direttore di gara. Può uscire Di Geronimo, affretta troppo la giocata, con calma De Paulis dietro da Gerardi. Di Geronimo sfila il pallone sulla sinistra, ha commesso fallo però allargando un po' troppo le braccia De Carolis. Figura, lancio lungo, Monti riesce a conquistare la rimessa laterale, si rimane nei pressi della bandierina del corner. Andrà proprio Monti con le mani, movimento di Ciorciolini che si stacca dall'avversario, mette la sfera al centro per Sigillino, riesce a stoppare il pallone con il destro, poi è atterrato. Non c'è fallo, Sigillino sulla diagonale, chiude bene il passaggio. Poi Monti anticipato, De Paulis prova a far scorrere il pallone, fermato 2 volte da De Paulis, scusate, aveva provato De Carolis a far sfilare la sfera sulla corsia di sinistra. Giorgi. Ciorciolini se ne va centralmente, Tonni sulla sinistra, Sigillino centrale per l'altro Sigillino, ancora Lorenzo Sigillino prova a servire il fratello con il piede destro, poi Pisa, Tonni centralmente per Lorenzo Sigillino. Taglio servito di Tonni, pallone al centro, non ci arriva nessuno e poi arriva il tap-in vincente sotto porta di Monti, doppietta personale per il numero 8 e 3-1 W3 Roma Team quando mancano 15 minuti al termine della gara. De Carolis, giochi di prestigio su De Paulis, alla fine figura, mette una pezza. Sigillino in posizione regolare, parte Sigillino, Fiumara deve allontanare la sfera con il piede destro fuori dalla propria area di rigore. Pallone forse un po' troppo lungo quello di Figura, autore del gol del vantaggio. Poi Ciorciolini prova a partire, trattenuto da dietro, ammonizione da regolamento per Basta, l'autore del gol per il Real Calcio Eur. Quinto ammonito della gara. Mentre al posto di Capitan Cervelli
entrato Scafetti con la maglia numero 13 a ricoprire il ruolo di difensore centrale in questa difesa a 3, mentre Figura calcia con il sinistro sul corpo della barriera. Pisa, anche capitano Scafetti, che ha ricevuto proprio la fascia dal appena uscito dal campo Cervelli, mentre attacca ancora in area di rigore Ciorciolini. Ne è forse toccato, il direttore di gara assegna il corner. Monti alla battuta, fuori, corto per Figura, al limite dell'area di rigore, prova a girarsi, si porta il pallone sul sinistro con la suola, poi commette un fallo ai danni di Geronimo. De Carolis, Simeoni fa salire i suoi. Monti aiuta anche in difesa dopo aver siglato 2 reti. C'è bisogno di tutti gli effettivi in fase difensiva, essendo con un uomo in meno dal 20° minuto del primo tempo. Codignoni ha spazio, può provare la conclusione con il destro, allarga invece per Masi, entra in area di rigore, mette il pallone al centro, chiusura tempestiva di Pisa in corner. Simeoni alla battuta, corto per Di Geronimo, ancora Simeoni, prova a scodellare il pallone al centro, è il numero 20 che trapassa tutta l'area di rigore, lo può andare a raccogliere fuori dal terreno di gara Gerardi. Scafetti, fallo di mano, calcio di punizione ancora per i padroni di casa. Scafetti alla battuta, cambio di gioco, ha spazio sulla sinistra Tonni. Pisa, ancora Tonni con il tacco, taglio di Sigillino che arriva puntuale, si gira Sigillino in mezzo a 2, mette il pallone sul secondo palo dove arriva Monti con l'esterno destro. Sarebbe stato il gol del 4-1 e tripletta di Monti, non impatta bene la sfera in questa circostanza. Codignoni, Masi, fa salire i suoi Masi, va centralmente da Vasta. Di Geronimo, allarga benissimo sull'out di destra. Pallone centrale, prova a girarsi Bergomi in area di rigore, Tonni mette una pezza e mette il pallone anche in rimessa laterale. Masi alla battuta con le mani dentro l'area di rigore, prova a girarsi Bergomi, arriva Figura in copertura nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, deve scaraventare via il pallone, poi lo perde. Masi non riesce a mettere la sfera al centro, il numero 7, può ripartire Sigillino, pressato, va al lancio lungo con il sinistro, si gira Vasta, Di Geronimo, fuori dall'area di rigore, Masi, Simeoni chiama ancora dietro il pallone, Masi vuole andare l'1 contro 1 contro Tonni che non si fa sorprendere, poi interviene da dietro e commette calcio di punizione.
mentre esce Monti dal terreno di gara, autore della doppietta che ha portato sul 3-1 il W3 Roma Team. Ed entra in campo al suo posto Cordova. Due uomini in barriera per Gerardi, parte con il destro Simeoni, Gerardi con i pugni, la sfera resta lì e poi spazza via Sigillino. Il pallone è uscito dal terreno di gara, rimessa laterale, Tonni lascia l'incarico della battuta a Pisa. All'altezza della mediana di centrocampo va con le mani a cercare Sigillino, lascia scorrere la sfera, c'è la chiusura però dalla retroguardia del Roma Calcio Euro. Poi Sigillino direttamente nella zona di Scafetti, entrato al posto, ricordiamo, di Capitan Cervelli. Scafetti, lancio lungo a cercare Nicola Sigillino, chiude Codignoni, Di Geronimo allarga sulla corsia di destra, palla che filtra sotto le gambe di Tonni, poi figura con la coscia centrale, a spazio Ciorciolini, salta in velocità un avversario, ancora Ciorciolini sulla sinistra per Sigillino con il mancino, chiude l'incontro Nicola Sigillino dopo la grande azione personale di Ciorciolini, scarico sulla sinistra e Sigillino fa il gol del 4-1 a 4 minuti dal termine. A me mi ha parlato pure la madre, tu guarda che gioca a questo. Ma che mi sono mangiato? Ma devo giocare a 7 giocatori. La bandierina, c'ha la bandierina. 7 giocatori mi è spucato la palla. Non gli hai capito, no, sta buono, dai. Dopo guarda il video. 7 giocatori mi è spucato. 4, c'ero pure io. 4-1 quindi a 4 minuti dal termine, partita ormai chiusa, i padroni di casa con i 3 punti si porterebbero a quota 52 in classifica, un solo punto dalla nuova Santa Marinella temporaneamente. Geronimo allarga sull'outlet di sinistra, raccoglie il pallone Simeoni, invoca il pallone di Geronimo centralmente, si fa invece all'interno dell'area di rigore, arriva Ciorciolini in chiusura con il petto, ottima prestazione del numero 7 che ha creato l'occasione del gol del 4-1, figura, il pallone sfila ancora per Sigillino, secondo il direttore di gara è partito in posizione di fuorigioco. Di Geronimo, Simeoni allarga sull'out di sinistra, ottima chiusura però di De Paulis, ancora su De Carolis, poi Tonni centrale, sfila Ciorciolini, eccolo servito Ciorciolini a tu per tu con Fiumara, Ciorciolini con la punta del piede destro, 5-1 W3 Roma Team. Tutto facile in fase offensiva in questi ultimi 25 minuti di gara per i padroni di casa che dilagano 5-1.
basta. Larga sulla destra. Figura, chiude le gambe, non passa la sfera. Si incarica Masi della battuta della rimessa laterale con le mani quando mancano 2 minuti al termine della sfida valida per la 26esima giornata di seconda categoria. Di Geronimo, centrale, chiude Sigillino, sale adesso palla al piede, poi serve Nicola. Sigillino ancora, rinviene Masi, prova a saltare 2 avversari, conquista la rimessa laterale. Sportellate Tonni, commette fallo, si può riprendere con Di Geronimo in possesso della sfera. Taglio centrale di Simeone, chiude Scafetti, con qualche problema riesce però a servire De Paulis che allontana definitivamente il pallone. Cordova, Tonni, salta Giorgi, poi cerca ancora Cordova che non aveva seguito il taglio. Si ferma dal 5 al compagno, si prosegue con il possesso del pallone tra i piedi dei ragazzi in maglia nera a centrocampo, ma subito Sigillino in ripiegamento difensivo strappa il pallone. Giorciolini, taglio di Sigillino, arriva il pallone, ancora Nicola Sigillino che questa volta con il piatto destro spara addosso a Fiumara. Si aspetta solo il triplice fischio del direttore di gara quando sono trascorsi in questo momento 45 minuti effettivi. Posizione di offside del numero 15 Bergomi. Scafetti può andare al rinvio. Figura. Sulla destra sale Cordova. Doppio passo, se ne va, non riesce a saltare il terzo avversario. Ripartenza dei ragazzi con la maglia nera. Provano a segnare il gol del 5-2, ma c'è un'ottima chiusura di un ottimo Pisa. Figura. Prova ad allargare, ci mette un po' troppo regalando la sfera di Geronimo. Contropiede per gli ospiti. Simeoni in area di rigore, tentenna troppo, scarica la sfera all'indietro, poi pallone scodellato al centro, ancora Pisa, mette una pezza, Cordova allontana Ciorciolini, mette giù Giorgi, contropiede, parte Ciorciolini, lanciato Tonni in posizione regolare, spara addosso a Fiumara. Geronimo allarga nella zona di Gerardi, mette giù il pallone, temporeggia, poi scarica per Scafetti lì vicino. Ciorciolini incontro a prendersi il pallone, eccolo che arriva puntuale, poi De Paulis, lancio lungo sempre per Ciorciolini, chiude questa volta Mancini. Ciorciolini arriva lo stesso sul pallone e conquista il fallo laterale. Il direttore di gara dà un'occhiata all'orologio e fischia la fine della partita. W3 Roma Team vince per 5-1 sul Real Calcio Eur, dilagando negli ultimi 30 minuti di gara e rimanendo in inferiorità numerica dai primi 20 minuti di gioco.
sono un po' affinato. Se ne mangiano un altro, Sì, sbagliati. Vabbè, a cena non ci andiamo. Mi pare chiaro, ok. Con loro i rigori.